Marco Inverso, con FAPI, specializzato, delegato alla sicurezza sul lavoro. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi e telespettatori. Allora, io vorrei partire con voi da un dato, perché ovviamente si chiude il 2023 ed è già tempo di fare bilanci, tristi bilanci. Ovviamente non lo dico solo perché i numeri dei morti sul lavoro dell'anno 2023 sono alti, ma lo dico soprattutto perché i numeri tra 2023 e 2024 praticamente si eguagliano. Sono mancati sul lavoro 1485 persone nel 2023, 1484 persone nel 2022 in Italia, e il Veneto segue la Lombardia, quindi è la seconda regione d'Italia. È vero, è una regione produttiva tanto quanto la Lombardia, ma i dati continuano ad essere alti, eppure noi continuiamo a parlarne, voi a fare campagne, a chiedere investimenti, le imprese ad aumentare la sensibilità anche grazie ai corsi. Sappiamo che insomma adesso c'è anche una normativa che richiede di allinearsi, eppure questi numeri non cambiano. Probabilmente c'è bisogno di altro, oltre alla formazione, perché effettivamente nell'ultimo periodo si è puntato molto sulla formazione e con la parte repressiva, insomma, sulle ispezioni. E probabilmente questo non basta più. I numeri ci dicono che, come abbiamo detto in apertura, gli infortuni non diminuiscono, non aumentano, che in valore assoluto ci sono questi numeri, ma io proverei a fare una provocazione anche per dare una risposta, e cioè proviamo ad analizzare questi numeri in modo diverso e a dare una lettura diversa. Perché il fatto che il Veneto sia una delle regioni con maggiore numero di infortuni potrebbe anche essere collegato effettivamente a una cultura del lavoro, e torniamo all'aspetto culturale che c'è, e il fatto che gli infortuni maggiori siano in alcuni settori o viceversa in altri non mi aiuta però a spiegare il perché succedono questi infortuni. Allora probabilmente bisogna andare a analizzare non tanto la causa dell'infortunio, è il ribaltamento del trattore, la caduta dall'alto e quant'altro, ma fare un passo oltre, quindi andare a capire cosa c'è dietro ogni storia, ogni infortunio, e quindi il perché il lavoratore e quell'azienda ha scelto di montare sul trabattello senza cintura di sicurezza, il perché si è scelto di fare certe operazioni che poi aumentano la probabilità di infortunio e di incidente. Scopriremo, secondo me, in questo modo che la formazione e la sorveglianza sono due delle soluzioni in un ventaglio molto più ampio di quello che potrebbero essere le soluzioni da implementare nelle organizzazioni, come potrebbe essere la programmazione, potrebbe essere il coinvolgimento maggiore dei lavoratori, potrebbe essere effettivamente sì l'addestramento anche dei lavoratori neoassunti e con competenze non sufficienti. E allora secondo me probabilmente si aumentano anche le soluzioni oltre alla mera formazione, che spesso, come diceva Visentin, diventa il compitino, o alla sorveglianza. Tempi e le regole dettate dalla produzione non perdonano, e quindi questo spesso schiaccia un po', no? Il lavoratore ha degli obblighi. C'era stato un interessantissimo reportage su Repubblica legato alle giornate lavorative dei lavoratori di Amazon, ma quello, no, non so se Marco lei l'ha letto, legati, no? Giornate scandite da degli algoritmi. Quello è Amazon. Le aziende della marca? Bisogna di nuovo ragionare a livello macro e a livello invece più intimo, più aziendale. Ogni azienda insomma, è organizzata in modo diverso e sceglie di dare valore al profitto oppure al tutelare le persone e aumentare il benessere delle persone. Io sono convinto che a livello generale abbiamo una base di potenziali incidenti davvero infinita. E il fatto che non succeda niente probabilmente non vuol dire sempre che ha funzionato la prevenzione o ha funzionato appunto gli interventi che noi andiamo a fare. E mi domando anche se esista il caso in questo aumento o diminuzione a livello annuale di 10-15 infortuni rispetto all'anno precedente. E quindi appunto nelle aziende del nostro territorio bisogna lavorare sulla organizzazione. Qual è il problema? Che spesso quando ci sono dimensioni e strutture non appunto dimensionate, questa cosa è più difficile farla. Quindi lei sta dicendo aziende medio-piccole è difficile che ci sia una struttura che può garantire anche che ognuno abbia un ruolo predefinito e che quindi l'organizzazione del lavoro abbia un protocollo. Sulla base della nostra esperienza le aziende sopra i 30-50 dipendenti hanno una struttura tale da poter fare una programmazione che includa anche la sicurezza sul lavoro. Tutte le aziende più piccole devono avere imprenditori con un po' di lungimiranza e che danno
molto più, a livello marginale, chiaramente valore alla tutela dei lavoratori rispetto alle altre. Allora, come Api Industria avete segnalato il nuovo bando INAIL, non so se riusciamo a mostrarlo, ci sono a disposizione per la sicurezza sul lavoro 500 milioni. 500 milioni. Come spendere questi soldi? Sono destinati a tante cose, sono contributi, macchinari, attrezzature, progetti per l'adozione di modelli organizzativi. Ecco, questo è un po' forse il quid. L'aspetto premiante dell'INAIL, proprio questo è uno dei pochi sistemi che a livello nazionale vanno a premiare le aziende, e quindi in sintesi tutte le aziende che sono adeguate e allineate alla normativa base sulla sicurezza del decreto 81 possono attivare delle misure e degli investimenti che possono essere finanziati. Molto interessante è, proprio perché va di pari passo con la denuncia delle malattie professionali e degli infortuni, tutta la parte legata alla movimentazione manuale dei carichi o movimenti ripetitivi. Quindi tutte le aziende che hanno questo rischio rilevante possono andare a fare investimenti, ed ecco che il bando INAIL, una volta che riusciamo a attivarlo, ci aiuta anche dal punto di vista finanziario, insomma economico, per l'investimento. Sulla base della vostra esperienza, dello sguardo che ha Confapi sulle aziende della marca trevigiana, sostanzialmente del Veneto, qual è la sensibilità? È adeguata? È ancora troppo scarsa la sensibilità La mia di chi produce? sensazione... Sì, la mia sensazione è che stiamo vivendo un periodo in cui stiamo ancora recuperando, stiamo ancora rincorrendo, e a malincuore, insomma, sono d'accordo con Valentin quando dice che in questo momento, in questa epoca qui, si sta dando più valore al profitto e alla produzione e non tanto all'aspetto della tutela. Mi auguro, ecco, che anche progetti come questo dell'INAIL o successivi, insomma, finanziamenti possano aiutare a cambiare lo sguardo. Quello cambio culturale di cui si parlava all'inizio deve partire in modo importante, perché sarà un processo lungo che durerà, insomma, del tempo, ma dobbiamo raggiungere quell'obiettivo.